un altro problema, secondo me, è la speculazione pure che stanno facendo alcune pizzerie. Magari ti fanno pagare una margherita a 10 euro, 12 euro, ti pigliano poco culo. Cioè, delle volte volevo non ti facevano pigliare poco culo, perché magari una è cazzita, è con gli amici e quindi pace. Ma se no, è tutta speculazione. Io capisco che magari hanno un locale lussuoso, vista mare, paghi l'affitto, hai costi di gestione alti, personali, in materie prime che aumentano, però un panetto di impasto, una volta con larghi, si ingrandisce, un po' chi sopra, tuo forno e la pizza è pronta, quindi è tutto guadagno ed è una margherita. Quindi se uno sa la piglia farcita, quanto ci costa? 20 euro? Ma ci faccia a segno una.